Centri commerciali, bar, sport e scuole. La nuova ordinanza in vigore da venerdì va a interessare un ventaglio di situazioni che copre quasi ogni aspetto della quotidianità dei cittadini di 3 regioni. L'ordinanza è stata varata infatti da Luca Zaia a braccetto con il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna, regioni confinanti e in fascia gialla come il Veneto. Ecco alcuni dei punti salienti del provvedimento. Prima di tutto la mascherina dovrà essere indossata sempre, fin dal momento in cui si esce di casa, anche in casa, in presenza di non conviventi. Per quanto riguarda il commercio, chiuderanno nei giorni festivi e prefestivi le medie e grandi aree di vendita, comprese le aree commerciali. Nei festivi chiuderanno anche tutte le altre attività di vendita. Rimarranno aperte farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabaccherie ed edicole. Anche gli esercizi di ristorazione e i bar con i limiti previsti dal DPCM in vigore. Importanti ricadute anche per i mercati comunali, che verranno chiusi a meno che non vengano applicati i piani già visti durante la fase critica dell'emergenza, spazio quindi a varchi, perimetrazione e sorveglianza. La consumazione di alimenti e bevande è sempre vietata in area pubblica o aperta al pubblico. Dalle 15 alle 18 la somministrazione e la consumazione può avvenire solo da seduti fuori e dentro i locali e in posti regolarmente collocati. Nelle scuole elementari e medie verranno sospese le lezioni di ginnastica e canto. E gli assembramenti nelle località turistiche e nei centri storici? Per quelli la raccomandazione è di evitare di prenderli d'assalto, per evitare situazioni simili a quelle già viste nel fine settimana. Poi spetterà ai sindaci l'eventuale decisione di chiudere o calmierare gli accessi.